Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente. Siamo di nuovo insieme per il fomento calcistico di questa nostra avventura che si chiama Cagliari Calcio. Allora, un po' di notizie burocratiche al solito, signori. Se avete piacere iscrivetevi al nostro canale YouTube, è gratis, signori, non costa nulla. Date un po' di sostegno a questo nostro progetto, mi raccomando, in funzione dell'inizio della seconda stagione di fila in Serie A della nostra squadra. E se anche non tifate Cagliari e vi piace ascoltare un po' di chiacchiere calcistiche, siete i benvenuti perché qua si parla tutti in educazione e il rispetto degli altri. Vi ricordo che ci sono anche TikTok e Instagram e detto questo ci tuffiamo nel commento della seconda partita amichevole di precampionato del nostro Cagliari, ovvero quella contro il Catanzaro. Allora, piccola nota ancora di notizia, abbiamo commentato la settimana scorsa quella del Como, mi è stato fatto notare che avevamo già giocato un'altra amichevole contro la Primavera del nostro Cagliari, quindi abbiamo fatto Cagliari contro Cagliari Primavera. Insomma, commentare quella mi sembrava un po' inutile anche perché, oggettivamente giocavamo contro la nostra Primavera, che è una bella primavera, ma è pur sempre una primavera, non avevamo neanche ancora, 3/4 insomma di condizione di giocatori di quelli che effettivamente ci interessavano. Non c'era proprio molto da commentare perché oggettivamente non c'era quell'agonismo necessario per rendere una partita commentabile, insomma. Detto ciò, allora, la settimana scorsa abbiamo giocato contro il Catanzaro, ovviamente poi, domani, vi annuncio già, arriverà anche il video poi della nostra ultima, partita di precampionato, quindi quella contro il Modena, quindi restate sintonizzati su questi porti, insomma. Il nostro Nicola, presenta un modulo quindi che è speculare a quello che abbiamo utilizzato, contro il Como. Quindi, continua passatemi il gioco di parole, la continuità con quanto proposto di meglio in epoca ranieriana, ovvero il fatto di avere un 3-4-1-2 con Scuffetti in porta, Zappa, Vitesca, Luperto sulla difensiva a tenere chiuse le porte insomma della nostra porta. Centrocampo schierato son contento di rivedere Marin che è appena ritornato dal prestito, Zortea, Adopo e Augello, e davanti Felici, Piccoli e La Padula. Allora, partiamo dall'idea, 2 commentini veloci sulla formazione. Sta facendo molto bene a livello tattico. Almeno, per quello che riguarda il non sconvolgere, il non stravolgere, insomma, il grosso del lavoro fatto da Ranieri in questi 2 anni, perché comunque è consapevole del fatto che, il nostro modulo migliore presumibilmente è questo. Però, e c'è un però, per quanto anche a me piaccia la continuità, secondo me bisogna avere anche un pochino più di coscienza su quello che è la struttura che è cambiata comunque della squadra, gli interpreti insomma. Se sul centrocampo, l'assenza adesso di Sulemana, soprattutto sulla mediana, può essere ancora plausibilmente sostituita con, una dopo che, è ancora da studiare, però, diciamo un però, effettivamente il livello è quello, io continuo a non rimanere convintissimo del gioco su una difesa a 3. Non sono convinto che con l'assenza soprattutto di Dossena questa difesa possa reggere, soprattutto nel momento in cui Mina ancora non sta giocando perché è profondamente fuori condizione. Se mi dite schieriamo una difesa con Luperto, Mina, Zappa, o Luperto, Mina, Zidiakos, Luperto, Mina, Vitesca, posso ancora sostenerla mentalmente, ma nel momento in cui il grosso della mia difesa è costituito da Zappa che mi viene sprecato direttamente così
comunque come una sorta di terzino che rientra, perché è più un centrale quando giochi a 3 che il terzino, quindi me lo limiti molto nei suoi apporti offensivi, a meno di non voler scoprire inevitabilmente la parte posteriore, insomma, della squadra. Vitesca o Azidiakos di mezzo, poi alla fine quindi il grosso viene su Luperto, perché comunque Vitesca e Azidiakos, entrambi che giochino l'uno o l'altro, non sono paragonabili a livello qualitativo, a livello proprio di gamba di quello che faceva Dossena. Quindi io un po' di inquietudine continuo ad averla, però devo essere sincero che nonostante ovviamente il Catanzaro sia un avversario più abbordabile rispetto al Como, meno attrezzato, e quindi sia comunque sempre un test molto relativo, devo riconoscere che tolto tutto, difensivamente ce la siamo cavata. Bisogna capire se sia stato più un merito difensivo nostro oppure un'assenza effettiva di grandi rischi forniti da parte del Catanzaro. Quindi un brividino quando vedo questa difesa 3, senza vedere però i nostri titoloni, cioè se vedessi Mina Luperto, Mina e Luperto insieme con un altro dei nostri 3 è un discorso. Sarebbe stato bellissimo, se dici o Mina, Luperto, Dossena, dici vabbè, insomma dai, il meglio che abbiamo a disposizione lo mettiamo. Ma vedere praticamente prontissimo solo Luperto e sprecarmi uno Zappa che sulle fasce, giocando con questo modulistica, come era successo poi già con il Como, avere Zappa e Ugello sulle fasce, secondo me, poi disposti a rientrare, mi mette più tranquillità, così me lo sento un po' sprecato, però sono opinioni. Dal punto di vista del centrocampo, Zortea dopo e Marin soprattutto, che è tornato da poco, fa bene a sfruttarmeli subito per capire anche, sta dando molto spazio ai giovani, ai nuovi, per capire effettivamente su chi può contare dal primo, insomma, quando inizierà il campionato, e fa molto bene altrettanto a lasciare subito spazio dal primo sia a Felici che a Piccoli, che avevano già fatto vedere delle cose mica male durante la partita contro il Como. Quindi, bando alle ciance, questa partita è abbastanza commovente perché effettivamente passiamo subito in vantaggio, soprattutto grazie a una bellissima giocata di Marin, che con una bellissima palla ai 25 metri passa direttamente nella posizione centrale. Un bellissimo, bellissimo passaggio in area per il nostro Gianluccone Lapadula, di destro, deciso, praticamente di prima, dopo un controllo perfetto, signori, mi batte Pigliacelli, cioè il portiere del Catanzaro. Quindi Gianluca lo vedo già molto in botta, è sicuramente una partita da un agonismo molto bassino, è il difetto delle partite di precampionato. Non siamo ancora tutti in forma, la tensione psicologica, mentale, soprattutto di un giocatore che comunque sa di avere il posto assicurato, è più bassa, e quindi ci si può aspettare un calo di tensione. Invece vedere la Padula subito sul pezzo così mi ha tranquillizzato, insomma, perché sai che comunque lui c'è. Quindi niente male. Non mi è dispiaciuta per niente, questa è la tipologia di gioco che voglio vedere da parte sua, al 18°, quindi pochi minuti dopo, una bella incursione di Zortea che partendo praticamente sul lato destro al limite dell'area riesce poi a giocare di esperienza, si guadagna una punizione che poi viene battuta nuovamente dalla Padula con un tiro molto forte, però poco preciso, oggettivamente molto lontano dai pali, però il punto positivo di questa azione è stato uno Zortea che è riuscito effettivamente a fare un bel colpo, una bella spinta di gamba, rendendosi subito pericoloso sull'area di rigore. Al 23° Marin è tornato, lo vedo molto, molto, molto sul pezzo, molto volenteroso, molto, molto ben messo, sono ben contento di questo davvero, non pensavo che sarebbe tornato così, invece lo vedo già bello preparato, sinceramente è un'ottima cosa questa. Al 23° sempre lui protagonista, riceve da Felici,
continua a fare praticamente avanti e indietro fra centrocampo e zona d'attacco, lascia partire proprio dal limite un bellissimo tiro molto angolato anche, era molto più preciso di quello che ha battuto la Padula in punizione, anche se da zona più defilata, ovviamente più sulla destra. Lascia partire questo bel tiro al limite, forte, angolato, abbiamo detto, con Pigliacelli che stavolta, il portiere del Catanzaro sul pezzo, riesce a respingerlo. Siamo molto in controllo, non è una partita che ci sta preoccupando più di tanto, molto intensi, saliamo di intensità, quindi in questi minuti sinceramente partiti molto più molli, nonostante abbiamo segnato pochi minuti dopo l'inizio della partita, abbiamo comunque dimostrato di avere un ritmo in salita molto più costante rispetto a quello degli avversari. Andiamo avanti poi con questa tipologia di pressione crescente e al 39esimo Zortea mette un bellissimo cross in centro per la Padula che riesce con colpo di testa ad anticipare tutti quanti, però è un po' alto, di nuovo poco preciso. Marina ancora sull'ultimo praticamente del primo tempo ci guadagniamo, se non mi ricordo male, con un'incursione di Felici praticamente sulla fascia, riusciamo a guadagnarci un bel calcio d'angolo, Marin lo batte, a dopo lì mi svetta su tutti gli altri, comunque un Marcantonio di quasi 2 metri, se non mi ricordo, se non ho letto male i dati, a dopo colpisce di testa all'altezza del primo palo, anche qua sfiora l'incrocio, ma manca, questa volta un po' di fortuna perché la precisione oggettivamente c'era. C'è poi un bell'inizio di secondo tempo dove ci sono praticamente tutti i cambi del caso, ovvero Scuffet, ehm, davanti a lui si deve praticamente arrivare Vitesca, con Azidiakos e Obert al posto di Zappa e Luperto. Quindi schieriamo oggettivamente la nostra difesa, è la mia opinione, signori, ovviamente ditemi tutto quello che ne pensate anche voi. Secondo me la nostra versione è molto più debole. Io quando ho visto entrare insieme, quando li ho visti vicino a Vitesca entrare anche Azidiakos e Obert ancora, ma quando ho visto Azidiakos e Vitesca insieme ho avuto un inizio di scompenso cardiaco che si è fermato solo quando mi sono ricordato che era un amichevole. Devo essere sincero, questa cosa mi inquieta in una maniera allucinante. Restano ancora Zortea e Augello sugli esterni, la mediana con invece i titolaroni sicuramente che sono Macumbo e Deiola, fuori Marine a dopo. Entra il nostro Mutandua al posto di Felici per completare poi l'attacco con le nostre antiche garanzie. Zitone Lugumbo e Pavoletti al posto di un Piccoli e la Padula. Allora, al sesto minuto del secondo tempo, prima occasione importante, angolo di nuovo di Augello con testa di Deiola, palla tra le braccia del portiere questa volta. Niente quindi di fatto, però la tipologia di gioco c'è. Augello, questa cosa l'abbiamo visto tante volte l'anno scorso, Augello di prima con un bel calcio d'angolo, testa su Deiola e proviamo a buttarla dentro. Quindi è una tipologia di schema che a noi viene molto bene perché abbiamo ottimi saltatori. All'ottavo del secondo tempo il nostro Mutando è vicinissimo al gol, attenzione perché queste sono comunque quelle notizie importanti perché ci fanno capire come stanno i nostri giovani, che sono poi la base di questo settore del nostro futuro campionato di Serie A che si sta per iniziare. All'ottavo, vicinissimo al gol, entra in area da sinistra con una bellissima giocata, mi è piaciuto molto. Ha dribblato, se non sbaglio, almeno 2 giocatori, si è inserito in area, lasciato partire un bel destro forte, angolato e raso terra. Però non era un tiro potentissimo, sebbene forte, quindi Pigliacelli è riuscito a intercettarne la traiettoria, nonostante fosse angolata, comunque molto dritta, ok? Facilmente individuabile, insomma, quindi in direzione, e riesce quindi a parare. Però è stata una gran bella azione. La palla finisce in angolo e per poco la forza comunque con cui ha tirato Mutandua non porta quasi al gol perché Pigliacelli la prende praticamente col bordo delle dita tuffandosi e la palla sfiora il palo. Dopodiché al 16° rischiamo qualcosina con il Catanzaro che prova un bel colpo di testa sull'angolo di Bonini,
Però Scuffet è bello tonico, è praticamente la prima palla che tocca della partita, oggettivamente. Al 17° facciamo gli ultimi cambi con Augello, Vitesca e Zortea che lasciano il campo a favore di Azzi, Veroli e Yankton. E al 26° entra alla fine Sherry per dare un po' di minutaggio anche lui al posto del nostro Scuffetto. Al 30° del secondo tempo, in tutto questo non è successo molto altro, nel frattempo squadre un po' spentine in questa seconda frazione, con pochi guizzi da tutte le parti. Catanzaro male male, io non li ho visti proprio molto assenti, considerando comunque, è vero, stiamo sempre lì, siamo amichevoli prestive e comprensibile, però non ho visto davvero un grande agonismo, sinceramente. Fatto sta che al 30° arriva la nostra leggenda, il nostro talismano, il nostro portafortuna, il nostro capitan Pavoletti che raddoppia. Azzi parte sulla destra, cross di pallone molto bello per la testa del nostro capitano, da dentro l'area Pavoletti è un cecchino, difficilmente perdona e così è. Di testa parte e si va quindi dritti al 2-0. Ancora al 38° poi un pericolo per la nostra porta con Raffaele che parte da una posizione defilata con un bel destro, si estende e blocca però fortunatamente Sherry, la prima palla toccata dal nostro subentrato nuovo portiere. Ancora, ancora poi piccolo pericolo da parte nostra per un'incursione sempre dalla destra con un cross verso Antonini, ehm, ehm, che batte di testa verso la nostra porta ma finisce alto e finisce così poi la partita. Allora, cosa si può dire? Si può dire che è una partita di conferme, nel senso che vedere la Padula e Pavoletti a gol è sempre bello. È sempre bello, ti dà quella botta di sicurezza, un po' come quando dopo aver viaggiato tanto torni a casa dopo tanto tempo e ti senti al sicuro, perché vedi che sia la Padula che Pavoletti comunque sono in tiro, tutte e due. Pavoletti, più lo fai entrare da subentrato, più alla fine segna, ma è una cosa proprio statistica. Ne avevo guardato un po' di dati praticamente qualche mese fa, alla fine del campionato, c'è niente da fare. Statisticamente Pavoletti segna il 75% delle volte quando gioca soltanto nel secondo tempo. È una roba allucinante, quel ragazzo lì è un animale da subentraggio, è quello che regge la pressione più difficile secondo me anche a livello calcistico, che è quella di doverti cambiare le partite quando magari sono già quasi in rovina e quando è necessario quindi fare qualcosa di definitivo in un momento magari più basso di tensione per gli altri perché sono già stanchi, perché hanno magari già un tempo sulle gambe. Lui entra, riesce a creare quel fomentaggio tale per cui alla fine gli arrivano dei palloni che lui riesce a trasformare in oro, di testa, di piede, di tutto. Quindi è il nostro subentrato d'oro, praticamente, da utilizzare secondo me con un contagocce d'oro, perché comunque fisicamente ha purtroppo le sue fragilità, quindi è da utilizzare secondo me d'oro nei momenti in cui vogliamo o chiudere definitivamente una partita o dobbiamo recuperarla. Non me lo sprecherei davvero, almeno di avere delle grosse problematiche lì davanti a coprire dal primo minuto, non me lo sprecherei dal primo. Quindi il nostro Pavoletti ce lo dobbiamo giocare così. È quel genere di giocatore e ci servirà, se lo usiamo così, per salvare molte partite o magari per dargli l'ultima zampata quando siamo già su un 1-0 e vogliamo magari dare, o anche su un pareggio e vogliamo chiuderla. La Padula è già anche lui ben messo, ben in forma. Sicuramente la Padula è già molto pronto, molto ben messo, è già sicuramente in una buona condizione fisica, quindi il fomentaggio che mi creano questi due signori quando giocano, sì, niente da fare, sono
è qualcosa di leggendario per me vederli sempre in campo, sempre pronti, anche in estate, anche in prima estate. Niente da fare, la Padula è sempre la Padula, come Pavoletti è sempre, è sempre Pavoletti. Bello stop, bel gol, bel tiro, ha fatto solo quello, sì, ma va benissimo, niente da dire. Indietreggiamo un po', signori, quindi oggi la facciamo a ritroso l'analisi della squadra. Piccoli, l'ho visto poco fomentante, sta partita mi era piaciuto molto di più col Como. Mi rendo conto però che può starci, effettivamente un calo fisico ancora, non siamo ancora al 100% della condizione, quindi lo giustifico, ma non mi causa grande preoccupazione la cosa, perché comunque ci può stare la partita dove l'attaccante, anche quello più giovane, più fresco, non renda, però se i cambi sono buoni, le alternative sono buone, vedi la Padula, vedi i Pavoletti, sono ancora in tiro così, non mi dispiace. Quindi va bene, questa volta non sarebbe stato sufficiente come voto, ma va benissimo, niente da dire, va bene. L'altra partita mi ha già fatto vedere che è sul pezzo, quindi mi basta. Indietreggiamo un po', Felici, Luvumbo, Mutandua, ehm, niente da dire. Allora, Felici mi è piaciuto, anche lui un po' meno incisivo rispetto alla partita col Como, ma ha fatto un paio di incursioni, niente male. Continua ad avere un buon cross, mi piace il livello di fornimento di palle che crea verso gli attaccanti. L'ho visto poco incisivo dal punto di vista del tentativo di tiro, a me piacerebbe vederlo tirare di più, perché devo anche capire se è qualcosa che, un'arma che ha a disposizione o meno. Però, promosso assolutamente, continua a piacermi molto questo ragazzo. Idem il nostro Mutando, il nostro Kingston, che appena entrato ha provato subito il tiro, ha fatto una bellissima incursione sul suo lato di campo ed è stato molto pericoloso. Tiro magari un po' troppo dritto, poco angolato, però devo essere sincero, abbiamo praticamente quasi fatto gol perché poi l'ha salvata con la punta delle dita il portiere del Catanzaro, quindi bella giocata. Sta crescendo moltissimo questo giovane e secondo me è su questi soggetti che dobbiamo crescere perché comunque bisogna dare un rifiato alla Padula e Pavoletti per evitare di giocarceli male, perché hanno le loro fragilità fisiche, quindi dobbiamo farci attenzione. L'Uvumbo mi è piaciuto per il fatto che è entrato proprio a passare un po' il tempo, Zito, Zito è unico, c'è niente da fare, è un ragazzo che si fomenta in certi momenti, solo in certi momenti. E le amichevoli pre-estive non sono quei momenti, c'è poco da fare, quindi va bene così. Insomma, ha fatto poco o nulla, ma va bene, cioè, me lo conosciamo, quindi so che c'è. Ha fatto qualche piccola incursione sul davanti, ma niente di strabordante, di eccessivo. Lo vedi, però lo vedi che fisicamente sta bene, allegro a giocare. Quando c'è gioia nel gioco va bene, quindi niente da dire. In una partita di campionato ne avrei dette le peggio, però siamo in un amichevole precampionato che abbiamo pure vinto 2-0, quindi ci teniamo lisci. Quindi felici, piccoli, Kingston, Luvumbo, la Padula, Pavoletti abbiamo detti. E scendiamo ancora indietro con Marin, Macumbo, Augello, Azzi, Deiola e Adopo. Allora, quando mi è entrata tutta la fascia praticamente antica della squadra, quindi quando abbiamo avuto in campo Azzi, Macumbu, Deiola e Ianto, devo essere sincero, sarò tranquillo perché se questi sono i subentrati, cosa penso sarà il contrario poi nel campionato, però insomma sono ragazzi che giocano insieme ormai da un po', sono rodati, Yankto l'ho visto bene, non lo vedevo giocare da un po', ma l'ho visto anche lui già abbastanza in tiro, tutti quanti ben in posizione, tutti quanti propositivi, in gamba soprattutto, quindi in forma a livello sia di interdizione per quanto riguarda Macumbu e Azzi, sia di proposizione per quello che riguarda De Jong e Ianto, quindi non male, non male, non male, ma da loro non è che mi aspettassi molto altro di diverso. Quelli che c'erano in campo prima invece, allora Augello e Marin da una parte e Adopo e Zortea dall'altra. Allora Adopo mi piace sempre di più, fisicamente si vede che sta crescendo tantissimo, lo vedo pronto a creare a eliminare insomma il rimpianto di Sulemana. Fa un bel filtro finalmente, lo vedo, mi sta cominciando a passare il rimpianto di Sulemana e quindi questo è perfetto perché quando arrivi tu in una posizione dove eri tranquillo,
a livello di squadra, per il tifoso è sempre difficile assorbire questo genere di novità. E invece, devo essere sincero, a dopo mi sta piacendo molto di più. I dubbi che avevo quindi quando l'ho visto col Como mi stanno passando, quindi mi sto molto tranquillizzando in quel settore. Marin è tornato da Dio signore, ha fatto un primo tempo, passatemi il francese, della Madonna. Assist per la Padula, sempre lì davanti, sempre propositivo, ha fatto chilometri di campo, era tarantolato, una roba allucinante. Spero che tenga questo stato emotivo anche quando giocherà in campionato e che non sia un fuoco di paglia dato dal rivolere, insomma, una titolarità fissa, ma ha giocato benissimo. Propositivo in avanti, assist, gamba, tornava subito indietro a coprire, a dare sostegno al suo collega di settore. Veramente una bella partita, informissima già, pronto, carico, davvero, davvero, davvero. Se tornassero tutti così i giocatori che diamo in prestito sarebbe la perfezione. Zortea mi è piaciuto molto, continua a darmi le stesse certezze che mi aveva dato già col Como, belle incursioni, belle proposizioni, e lui che si procura la punizione pericolosa, poi anche se tirata male poi dalla Padura nel primo tempo, sempre lì davanti, sempre di gamba, ottimo piede, dribbla, corre, bei passaggi, mi sono piaciute quei passaggi mirati verso la Padula e verso Piccoli, niente da dire, veramente, anche lui è entrato benissimo nelle rotazioni, ottimo acquisto. Augello un po' sacrificato, ma perché secondo me anche lui ha capito quello che sospetto io, ovvero il fatto che difensivamente abbiamo delle crepe, secondo me, che adesso si vedono poco, ma che potrebbero trasformarsi in voragini nel campionato. L'ho visto molto sacrificato, tendente a tornare indietro, a dare una mano a coprire, perché quindi davanti ha fatto poco. Mi dà sempre le sue certezze, ovviamente. Augello per me è la perfezione come giocatore, perché fa tutto. Ha dato prova poi di maestria come al solito, battendo i calci d'angolo, i suoi calci piazzati sono sempre precisi, diventano sempre pericolosi per gli avversari perché poi vanno a finire precisi sulla testa di un nostro difensore, di un nostro centrocampista alto. Vedi che infatti, se non sbaglio, è lui che ha battuto il calcio d'angolo, poi che per poco non butta dentro dopo e via così. Però sacrificato perché per primo era portato a tornare indietro. Tant'è che poi quando esce anche Augello e c'è quindi meno filtraggio da quella parte per tornare indietro, perché chi gli è subentrato non fa di mestiere anche il terzino, inevitabilmente poi abbiamo subito molte più incursioni nel secondo tempo in zona difensiva. Una difesa a 3 che, ripeto, ha retto un po' nel primo tempo, grazie anche agli interventi di Augello, finché c'erano Zappa e Luperto. Quando è rimasto solo Vitesca, insieme a lui sono entrati Azidiakos e Obert, parte Obert è entrato molto in palla, il resto della difesa è stato un po', voglio usare un eufemismo, poco tranquillizzante per il nostro futuro. Io spero con tutto il cuore che Nicola faccia dei buoni ragionamenti. Io ripeto, preferisco giocare a 4 piuttosto che passarmi l'ansia tutte le partite. A meno che Mina non torni molto in forma, di testa, pronto, e allora lì mettiamo, che so, Mina Zidiacos e poi nel secondo tempo Luperto, Vitesca, e mi gioco Zappa e Augello sulle fasce, come sempre facevo. Io la difesa a 3 o la gioco con Zappa, Luperto, Mina, e poi quando uno dei tre è stanco faccio entrare un subentrato, ma voglio quei titolari lì, se devo giocare a 3. Perché se devo giocare con, per qualche motivo, Azidiakos, Vitesca, Obert, allora non gioco a 3. Cioè questo secondo me deve essere chiaro, perché è un'opinione mia come al solito signori, ma se abbiamo rischiato incursioni da parte del Catanzaro, che poi non ha sti grandi interpreti davanti, quindi è andata bene, ma se non riusciamo a filtrare nulla quando hanno provato a spingere del Catanzaro, con tutto il rispetto del Catanzaro, insomma, stiamo andando a giocare in Serie A, signori, quindi piuttosto, quando è necessario, spero si sia pronti a ritornare a una difesa più solida, perché altrimenti i rischi ci sono. Ed è l'unico settore dove io in questo momento preciso andrei a toccare ancora qualcosa di mercato, perché davanti insomma ce li abbiamo, poi per carità se mi arriva in Zola non sono dispiaciuto, però insomma degli slot ce li abbiamo già là davanti.
Il centrocampo mi sembra ben messo, molto ben messo, è il settore secondo me migliore che abbiamo quest'anno da come l'abbiamo ricostruito, nonostante chi sia andato via, chi è rimasto. La difesa è ancora da vedere, mi piacerebbe vedere tutti in campo, quindi Mina in forma, tutti quanti li vorrei vedere come sono messi lì, però la difesa bis che abbiamo provato nel secondo tempo mi ha creato dei brividi allucinanti, davvero. Quindi spero che ci si ragioni bene, anche se non penso che a livello di mercato faremo più qualcosa. E in porta niente da dire, Scuffetta ha toccato mezzo pallone, Sherry gli altro mezzo, e Sherry, Scuffe lo conosco, quindi bene, niente da dire. Sherry, quell'unico pallone che ha toccato non era sicuramente un missile terra-aria, ma insomma il suo l'ha fatto, era già pronto. Non lo giocherei come titolare e spero che non avvenga quello che leggo nelle notizie di mercato di questo momento, ovvero il fatto che il Milan sembrerebbe interessato a Scuffetta, perché altrimenti già dobbiamo tornare a cercare in porta, perché Radunovic è andato via in questi giorni al Bari, quindi dobbiamo investire di nuovo soldi in un altro portiere. Se va via anche Scuffetta e Sherry mi diventa titolare, insomma, cioè, il mio settore difensivo dalla porta alla difesa del campo mi crolla praticamente questo castello che ho in testa, è la fine di tutto, cioè a quel punto là, ma davvero la fine di tutto, perché perdi un'altra certezza dietro come hai perso già Dossena per il forse, e non è qualcosa che si può permettere una squadra come la nostra, che comunque tendenzialmente giocherà sempre per cercare di sopravvivere in questa Serie A, almeno di grandi stravolgimenti, che per carità ci può stare, io me lo auguro sempre, però bisogna essere anche un po' oggettivi. Quindi vediamo. Il settore da ritoccare per me resta sempre lo stesso, quello difensivo. Il centrocampo e l'attacco mi stanno dando delle ottime verve, quindi non toccherei altro, ma dietro qualcosa bisogna fare. Detto questo, signori, domani vi ricordo vedrete anche già il video di registrazione del commento contro dell'ultima amichevole del nostro precampionato. Detto questo, quindi restate sintonizzati su questo canale. Iscrivetevi, mettete un mi piace, datemi le vostre opinioni, i vostri commenti. Seguiteci anche su TikTok e su Instagram. Vi ringrazio per l'ascolto. Io sono Franco Nusinas, sempre Forza Cagliari. Aio!